Silvia Romano è stata liberata. Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia. Questo è il tweet con il quale il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sabato 9 maggio, ha appena dato la notizia che tutti a Milano, in particolare a casa della giovane cooperante rapita il 20 novembre 2018 nel villaggio di Ciacama, si aspettavano. Non si sa ancora quando Silvia farà ritorno a casa, ma di certo l'attesa è tanta. Nessun commento da parte dei familiari. All'ANSA il papà Enzo avrebbe detto: finché non sento la sua voce non sarò certo al 100%. Aspettate e lasciatemi respirare. Test sierologici ai conducenti dei mezzi pubblici di superficie e misurazione della temperatura per tutti i dipendenti all'entrata dei depositi. L'ATM, azienda di trasporti milanesi, ha avviato la fase 2 con i controlli serrati al personale in collaborazione con l'ospedale Sacco di Milano. Sui primi 45 test effettuati il 5 maggio, il 20% degli autisti è risultato positivo e quindi invitato a mettersi in malattia sino all'esito del tampone. Dal 7 maggio saranno effettuati i test a 100 conducenti al giorno fino al 15 maggio. Le prenotazioni sono aperte fino a martedì prossimo e non sono escluse liste d'attesa e code. Intanto l'azienda ha acquistato dei termoscanner a lettura immediata da posizionare all'ingresso dei depositi più grandi che arriveranno entro la fine del mese. Per i depositi più piccoli, Baggio e Ticinese, saranno installati dei lettori di temperatura. La misurazione della temperatura in ingresso non è un obbligo per le aziende, ricordiamolo, ma sicuramente è un obbligo penale per le persone prima che escano di casa. Milano, al via la pulizia profonda di AMSA su 402 aree gioco. È partito nella mattinata di venerdì 8 maggio un piano di pulizia profonda eseguita da AMSA delle 402 aree gioco nelle aree verdi della città, per le quali permane comunque il divieto di utilizzo previsto dal DPCM del 26 aprile, così come per i campetti e le attrezzature sportive. 4 squadre di AMSA sono e saranno al lavoro dal lunedì al sabato per effettuare circa 20 interventi al giorno, mentre nel fine settimana saranno oltre 1000 gli agenti della polizia locale a presidio di strade e parchi. Agriturismi, takeaway e servizi a domicilio anche nel post-emergenza. In merito agli interventi regionali in favore degli agriturismi che saranno definitivi in seguito all'approvazione da parte del Consiglio regionale, l'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi ha affermato che verrà consentito agli agriturismi di effettuare il servizio d'asporto e la consegna a domicilio come servizio stabile. Le modifiche, ha poi continuato, saranno inserite in legge nei prossimi giorni, affinché le 1700 strutture della Lombardia scongiurino la chiusura. Vogliamo assecondare, conclude Rolfi, le esigenze di queste attività agricole che fungono da ambasciatori dell'agroalimentare e del territorio della nostra regione.